Amici del canale RCM, buonasera a tutti e oggi abbiamo un ospite d'eccezione, ma ve lo presento dopo la sigla. Eccoci in studio. Siamo in compagnia di Massimo Selis. Eccoci qua, buonasera Massimo. Buonasera Maurizio e buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Massimo Selis è un regista, uno scrittore, un autore, caporedazione, ma ce ne parlerà lui. Adesso io vorrei semplicemente dire un'introduzione che è nato a Nuoro. Si è trasferito a Cagliari per gli studi in psicologia e poi do la parola a Massimo che ci racconterà com'è che nasce la passione per il cinema. Allora, nasce per quelle cose che non si possono definire semplicemente caso, no? Perché io ero un giovane che di cinema fondamentalmente non si interessava, ero proprio uno che andava al cinema ogni tanto a vedere film tutto sommato abbastanza commerciali, niente di che, però ai miei tempi, quando esistevano le videocassette, quelle cose che oggi molti giovani non sanno nemmeno che cosa siano, e iniziai a collezionare videocassette di autori del cinema che uscivano in edicola allegati a certe riviste. E quindi iniziai a farmi una prima cultura cinematografica. E a un certo punto, un anno mi ricordo, ero a Cagliari, stavo studiando, era il secondo anno di studi, e acquistai un film di Wim Wenders che si chiama Paris, Texas. Bene, quel film mi colpì al punto che lo rividi più volte nel giro di pochissimi giorni. Ma la cosa che mi colpì e mi colpì di me stesso fu la reazione che ebbe su di me quel film, perché mi fece piangere. Ma non soltanto perché il tono del film, per chi lo conosce magari, per chi non lo conosce invito assolutamente a vederlo. Paris, Texas è assolutamente un capolavoro. Ehm, ma perché è un film anche drammatico chiaramente, ma mi fece proprio piangere nel senso che mi trasmise un'emozione così profonda e non corticale che mi lasciò esterrefatto, come dire, il cinema può essere questo, perché aveva una sua poetica che per me era assolutamente nuova, non avevo mai visto un film del genere. Lì qualcosa si mosse dentro di me e l'anno successivo mi trasferì a Roma e qualcosa si stava non solo muovendo, stava crescendo dentro di me. Conobbi un ragazzo di Firenze che si era appena iscritto a una scuola di cinema e lì a quel punto capii che c'era qualcosa che mi stava chiamando. E l'anno successivo mi iscrissi alla sua stessa scuola. E, insomma, questa per farla breve, come nacque in qualche modo questa chiamata al cinema. E in quel periodo tu frequentavi l'Università La Sì, sì, Sapienza. frequentavo l'Università della Sapienza, ma lì capii che in qualche modo il cinema doveva essere la mia strada. Per cui, insomma, da quel corso di cinema che durò un anno, una scuola di cinema durò un anno, iniziò in realtà in maniera anche inaspettata, assolutamente, un percorso di lavoro sui set. Io iniziai facendo l'assistente alla regia sui set Meraviglioso. a Roma e va bene, insomma, adesso per farla breve non serve raccontare tutto, anche perché poi c'è stata anche una crisi eh, durante, come succede a volte, e ho interrotto anche per un po' di anni la mia presenza nel mondo del cinema. Nel frattempo mi sono trasferito di nuovo in Sardegna, ad Olbia, e niente, adesso però io faccio di nuovo cinema. Bene, io farei vedere subito, se sei d'accordo con me, il teaser che mi hai portato Va bene. e poi ne parliamo.
Al mio paese dicono è morto di Covid. No, Marcello non è morto di Covid, Marcello è stato ammazzato. Io lo dico a tutti, quando mi dicono è morto di Covid, non è morto di Covid Marcello. Un giorno mi resi conto che c'era stata un'interruzione nel parlare del giornalista e una ripetizione. Ovviamente non si vedeva la faccia del giornalista, si vedeva la tabella. Come i pazienti nelle terapie intensive che restano sopra la soglia critica. Quindi non mi sono vaccinata e dopo poche settimane, dopo aver portato a termine una serie di lavori, ho concluso la collaborazione con loro e sono poi rimasta senza lavorare fino a settembre del 2022. Vigile attesa. Quando venivano quelli per fare a controllarla, mi scappava da ridere. Ma facevano fare 3 volte il giro del tavolo, continuo, tipo l'asino quando mettevano a macinare il grano. Collegai questo 24 con il 24 del giorno del patronato e quindi lo interpretai come un segno del cielo che era giusto andare in pensione. E quindi, niente, fiduciosa, mi affidai alla provvidenza. Avevo proprio necessità di aiutare le persone, perché dopo quello che ho passato io ho capito che la gente doveva essere aiutata, perché lasciati soli non si andava da nessuna parte. Venivano a casa tutti i giorni, mi mandavano ambulanza tutti i giorni, con squadre che sembravano veramente lo sbarco sulla Luna, scafandri tutte, mascherate in tutti i modi, insomma, perché cercavano solamente di convincermi a caricarmi in ambulanza e portarmi in ospedale, ricoverarmi. Dio ci indica la strada e dissolve i nostri dubbi. I segni sono ovunque. Mi sono sempre chiesto una cosa, Massimo, poi parliamo del film. Com'è stata la prima volta che uno come te, che sei un regista, guarda attraverso il viewfinder e cosa vede? Che emozione ha? Non vede più quello che vediamo noi, le persone normali, ma vede qualcos'altro. Le persone normali, siamo tutti normali, però diciamo che la scelta di un regista deve essere, secondo me, prima di tutto è che cosa non mostrare. Quando si fa un'inquadratura è una cornice, forse la prima cosa che distinto c'è è che cosa escludere dall'inquadratura. Non è tanto che cosa metterci dentro, è che cosa non metterci dentro. Perché è un po' come, secondo me, nella vita. Cioè, un bravo regista è quello che cura i dettagli. Il che significa che vuole che lo spettatore metta l'occhio dove lui ritiene che c'è qualcosa di essenziale e non di superfluo. Quindi ciò che va escluso dall'inquadratura o al massimo messo in una posizione dove non ha una preminenza, può essere sullo sfondo, può essere fuori fuoco, tutta una serie di cose. È un modo per dire ciò che si sta raccontando è questo, metti lo sguardo lì e qualunque cosa che distoglie o sposta lo sguardo su qualcos'altro, un bravo regista dovrebbe appunto accantonarlo, quindi non dovrebbe stare dentro l'inquadratura, o se sta dentro l'inquadratura comunque deve avere un ruolo marginale. Quindi io credo che forse la prima cosa è che cosa non mettere. È un discorso tra essenziale e superfluo, che poi è un discorso, io credo in generale, sulla vita. Forse noi siamo una generazione
nel senso sì, la nostra, insomma, che vive in questo tempo dove, senza che ce ne rendiamo spesso conto, siamo schiacciati dal superfluo e facciamo una enorme difficoltà a focalizzarci sull'essenziale. Io mi sento di dire questo. Verissimo, verissimo. Sei stato più che esaustivo. Ecco, parliamo invece del film che è ormai in fase conclusiva. È in fase conclusiva, sì. Non si dice mai con largo anticipo quanto ci vuole, Certo, però sì, assolutamente. possiamo dire che ormai siamo alle fasi conclusive, nel senso che stiamo ultimando il lavoro di post-produzione, che in questo particolare momento si sta focalizzando sulla color, per chi magari non è ovviamente, come dire, dentro il mestiere. La color significa fare tutte le correzioni prima di colore, eventualmente di luminosità, esposizione di tutte le inquadrature, e poi successivamente dare una tonalità di colore generale al film, che comunque comporta un lavoro e delle scelte, nel senso che a volte un film con tonalità di un certo tipo trasmettono anche delle emozioni in un certo modo, un'altra tonalità trasmette emozioni differenti, e poi siamo a buon punto, ma stiamo facendo anche tutta l'opera di mix del suono. Tutto il resto è fatto, nel senso che il montaggio è già pronto, quindi queste sono cose che si fanno a montaggio ultimato, quindi possiamo dire che mancano poche settimane, non so dire se 2 o 3, però effettivamente ormai diciamo che ci manca poco al traguardo. Benissimo, allora il titolo del film e poi parliamo anche della casa produttrice. Allora, il film l'abbiamo chiamato Passi sul mare. Bisogna dire un attimo che cosa racconta il film, perché poi l'abbiamo chiamato Passi sul mare. Il film in qualche modo vuole raccontare storie, è un documentario innanzitutto, ecco. Questo film documentario è un lungometraggio documentario che racconta storie di persone che in questi ultimi 3 anni hanno fatto delle scelte diverse, diciamo, dalla maggioranza rispetto a quello che stava succedendo non solo in Italia, insomma, riguardo alla questione ufficialmente chiamata pandemica, ma hanno fatto un percorso. Noi volevamo più che altro raccontare il percorso di queste persone, potremmo definire anche anime, nel senso che ci interessava soprattutto raccontare chi erano queste persone, da dove venivano, di fronte a quello che stava succedendo, come si sono comportate e perché, e cosa hanno attraversato e che sguardo sul futuro loro in qualche modo ci trasmettono. Perché se è vero che il documentario racconta certamente fatti accaduti in questi 3 anni, anche alcuni gravi ovviamente, ma il messaggio che passa attraverso le storie che vengono raccontate dai protagonisti è un messaggio di come guardare al mondo di oggi, sì, del presente che viviamo, ma anche da qui in avanti, quindi verso il futuro. E ciò che ci ha mosso è stato, molti si chiedevano perché alcune persone hanno fatto delle scelte diverse, ma soprattutto come hanno fatto a reggere il peso di certe scelte, perché certe scelte fatte controcorrente significava anche dover sostenere la propria scelta. E noi vogliamo, attraverso questi racconti, quindi storie vere, testimoniare che dietro una scelta non è che non ci fosse un dolore, non ci fosse anche una sofferenza nel, a un certo punto, prendere la decisione, ma che era possibile farlo. E che queste persone in qualche modo, ognuna in modo differente, perché noi abbiamo scelto fondamentalmente sono 6, diciamo così, si possono definire circa 6 protagonisti del film, sono 2 storie che viaggiano in maniera apparentemente parallela, sono molto diverse, però sono 6 personaggi, ci raccontano dei percorsi che
per il mondo possono sembrare dei percorsi invisibili, ma loro ogni giorno compivano un'azione, prendevano una decisione, quindi facevano delle scelte e io credo che allo spettatore, qualunque sia il modo in cui lui la pensi su quello che è successo, in qualche modo dovrebbe arrivargli il fatto che queste persone sono cambiate, che queste persone ci trasmettono un senso anche di umanità e di solidarietà e ci danno uno sguardo verso il futuro. Vuol dire che loro si sono incamminati su una nuova traiettoria. Ecco perché passi sul mare, perché i passi sul mare da una parte sembrano accennare all'impossibilità. Chi cammina sul mare? Chi cammina sulle acque? E dall'altro all'invisibilità, perché sul mare non lasci impronte. E io credo che tutto ciò che rimane però nella storia, all'inizio della storia, quella con la S maiuscola, nella storia anche quella che poi si studia a scuola, all'inizio sembra invisibile, cioè i primi passi nessuno li nota. Coloro che poi hanno lasciato un segno nella storia l'hanno lasciato dopo, ma da dove sono partiti? Probabilmente i primi passi restano nell'invisibilità. Ecco, il nostro titolo in qualche modo vuole richiamare questi due aspetti, quindi è un titolo anche evocativo e ci auguriamo che serva anche a far capire come la poetica del film sì, è vero che noi raccontiamo, come ti già dicevo, episodi anche duri, molto dolorosi, però noi abbiamo scelto di farlo cercando di dare una poetica che dica: ascoltale queste persone, perché potevi essere tu, e dietro quelle scelte c'è prima un percorso fatto di tanti piccoli passi, e quindi c'è una entrare in intimità con queste persone. Noi infatti vogliamo che passi questo, e il film cerca anche a livello stilistico proprio di non è un film gridato, non è un film di denuncia, è un documentario che racconta storie di persone andando a scandagliare l'intimità delle persone. Ecco. Ma che bello, Massimo, io vedo in te un veicolo per l'umanità, perché è importante che ci siano le persone che possano raccontare quello che succede e passami il termine, secondo me c'è anche un messaggio di speranza in questo film, correggimi se sbaglio. No, assolutamente, hai usato un termine molto bello, anche perché la parola speranza è un termine bello di cui magari a volte non ci rendiamo conto e lo utilizziamo non correttamente. Io credo e spero che chi veda il film lo veda appunto più che con uno sguardo arrabbiato o doloroso verso il passato, come invece un modo per dire: c'è umanità e c'è tanto da fare, ma c'è tanta umanità da tirar fuori dalle persone, perché i racconti che fanno queste persone, cioè anzi le persone stesse, ci raccontano di un'umanità che c'è, però bisogna andarla a trovare, bisogna darle voce, spesso è invisibile. Ecco, secondo me una io credo dei punti di forza del film è il fatto che abbiamo trovato, perché alla fine le abbiamo trovate, delle persone che avevano veramente qualcosa da dire con la loro vita, non soltanto nei racconti, ma nel loro modo di essere. Ci testimoniavano che c'è speranza, perché c'è possibilità di umanità in questo mondo. Ecco, io vorrei che restasse questo, e vorrei che le persone uscissero dalle proiezioni pensando: anch'io posso fare qualcosa di bello. Bellissimo. Ecco, Massimo Selis è un artista completo, oltre che un regista, quindi tu scrivi per Giubbe Rosse, che io non so cosa sia. Ecco, se tu puoi darmi una delucidazione, lì Sono redattore, sei un sì. redattore. Diciamo che allora io scrivo anche per un'altra testata di cui sono anche caporedattore, ecco, che si chiama Ideazione. Negli anni, diciamo che questa cosa è nata, non dico per gioco, però a un certo punto io
mi sono detto forse devo provare a dire delle cose che vedo che altri non dicono, vediamo se a qualcuno interessa. Quindi credo nel 2016 iniziai a collaborare con una rivista cartacea di arte, in cui io fondamentalmente mi occupavo di scrivere articoli di cinema in un modo molto, diciamo, non usuale, insomma, con uno sguardo un po' diverso. Non era una semplice riflessione classica, insomma, da critico letterario, da critico cinematografico. È iniziato così. Poi a un certo punto ho capito che potevo scrivere non solo di cinema, perché io poi con la scusa, io ho sempre utilizzato il cinema quando scrivevo come espediente letterario, cioè nel senso io sì parlo di cinema, ma in realtà per parlare d'altro. Benissimo. Per cui sì, faccio anche magari una critica stilistica o di contenuti su certi film o certi autori, ma in realtà la prima cosa che io volevo cercare di veicolare era anche uno sguardo spirituale sulla vita, che per esempio nell'arte moderna manca, devo dirlo, effettivamente molto, e invece secondo me è fondamentale recuperarlo, per cui ho iniziato a scrivere poi articoli anche per altre riviste che non erano solo di cinema, per cui in generale di cultura o comunque di analisi della società e di spiritualità. Attualmente, da un anno quasi a questa parte, collaboro con un sito che si chiama Giubbe Rosse News. Con loro curo la parte del cinema, quindi mi occupo di quello, mentre per ideazione scrivo un po' più ad ampio raggio, insomma, su temi di questo tempo. Diciamo che cerco di dare un'interpretazione, una lettura di questi tempi, controcorrente, come dicono gli altri. Io non scrivo mai contro, io cerco di dare una lettura. Il film allo stesso tempo fa la stessa cosa, non è che vuole essere un film contro, il film suggerisce una lettura anche della realtà. Ci dice anche, guardate che se la realtà la guardate in profondità vi parla. È che noi dovremmo a volte fermarci e imparare ad ascoltare dalla realtà, perché spesso ci capitano cose nella vita e la mentalità dell'uomo di oggi è le cose capitano, ma le cose non hanno un significato. Ecco, invece il film, in un certo senso, è come se io avessi trovato delle persone che confermavano quello che io già scrivevo da anni, ed è stato questo anche bellissimo, per cui ci dicono molte cose hanno un significato. Non perdiamo il senso di queste cose, perché se hanno un significato vuol dire che ci dicono qualcosa a noi, che ha a che vedere con la nostra vita e che ci può portare a fare poi delle scelte. Quindi anche quando scrivo articoli, in qualche modo cerco sempre di usare questo registro, cioè quello che accade nel mondo di oggi, semplicemente perché viviamo nel mondo di oggi, ma quello che accade nel mondo spesso ha un significato o per l'umanità nel suo complesso, o se accade nella mia vita magari ha un significato per me, perché ha un significato personale. E quindi invito a riflettere su questo. E quindi prendo spunto a volte dal cinema, magari casualmente parlo di un regista o di alcune tematiche espresse in alcuni film, ma in realtà per cercare di far soffermare il lettore che è ben disposto a perdere 5 minuti leggendo un mio articolo, magari a farsi una riflessione che io spero non si fosse mai fatto, in cui magari dice, vedi, questa cosa forse se la leggessi così mi cambierebbe lo sguardo su certe cose, perché un cambiamento di sguardo secondo me è sempre assolutamente importante. Sì. Mi piacerebbe, Massimo, essere un giornalista per poterti formulare bene le domande, perché io non lo sono. Ma mi sono documentato prima che tu venissi un po' su di te e mi è piaciuto molto il concetto del tempo. Ecco, parlami del tempo dal tuo punto di vista. Questa è un'umanità che rincorre il tempo, secondo me. Il cinema, diceva, credo che sia il più grande regista che sia mai esistito.
è una scultura del tempo. Il regista era Andrei Tarkovsky, che ha scritto un libro che consiglio a tutte le persone di buona volontà che vogliono anche lì acquisire uno sguardo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Ha scritto un libro che si intitola Scolpire il tempo. E perché? Perché questa umanità rincorre qualcosa invece di afferrarla. Nel documentario, non voglio svelare troppo, però ho già detto alcune cose. Uno dei racconti in qualche modo insiste sul fatto che, parlavamo prima di segni, insiste sul fatto che i segni noi li cogliamo e poi dopo li accogliamo, se però c'è una premessa. E la premessa è che noi ci dovremmo porre di fronte alla realtà con uno sguardo di ascolto, in un certo senso anche di meditativo si potrebbe dire, cioè la realtà ci parla. E noi invece spesso rincorriamo il tempo, cioè accumuliamo cose, di conseguenza è molto difficile che riusciamo a comprendere che la realtà ci stia parlando, perché noi stiamo correndo invece che camminare insieme alla realtà. Scolpire il tempo, per esempio, per Tarkovsky, ma anche secondo me, ha un significato che trascende il cinema. La realtà ci parla, in un senso in cui il tempo è in qualche modo, quindi la successione degli eventi, quindi il tempo cronologico, in realtà è soltanto una dimensione del tempo, che non è quella più profonda, cioè esiste una sorta di tempiternità, scusate, la definiva un mistico, Raymond Panica. Esiste, cioè il senso che ogni momento in realtà condensa qualcosa di eterno, cioè condensa l'eterno in un certo senso. Io credo che il cinema possa fare questo nella misura in cui accetta che la realtà debba essere trasfigurata e non semplicemente raccontata così come è. Ora nel nostro piccolissimo abbiamo fatto un documentario, quindi è chiaro che dobbiamo documentare la realtà e lasciar parlare le persone delle loro storie, quindi delle cose vere che gli sono accadute. Però abbiamo cercato, anche in un documentario, di trasmettere che c'è un oltre. C'è un oltre in quello che ci accade, prima di tutto. Anche quando ascolto una persona, c'è un oltre in quel momento. E il tempo è questo. C'è un oltre il tempo, che è l'eterno. Così come c'è un oltre la fisica, che è la metafisica. Adesso non parliamo troppo difficile, certo, però certo. Nella quotidianità queste cose in realtà sono apparentemente molto banali. Se mi accade una cosa, oppure faccio un sogno, ecco, per esempio, sì. Io faccio un sogno e poi nella giornata oppure il giorno dopo mi accade qualcosa che in qualche modo rimanda a quel sogno. Io non posso non vedere in questo un significato, qualcosa che parla a me, mi sta dicendo qualcosa. Ecco, questo è un modo di stare davanti alla realtà differente da quello a cui purtroppo io dico noi di questo tempo siamo abituati, perché noi non facciamo caso alle cose. E aggiungo solo un'ultima cosa riguardo a Tarkovsky, una cosa che mi piaceva tantissimo quando lui diceva del tempo, che diceva riguardo alla scelta di alcuni ambienti. Mi sembra forse legato proprio a un film particolare che era Lo Specchio, che è un film che racconta della sua vita, in qualche modo è una sorta di rimaneggiamento autobiografico, e lui doveva raccontare questo anche attraverso la scelta di alcuni ambienti che coprivano poi uno spazio di tempo. Lui diceva: anche da un muro io voglio vedere che questa casa è abitata dal tempo. Quindi se io inquadro una parete
io posso inquadrare questa parete la posso scegliere una parete, posso chiamare uno scenografo e dirgli lasciamela così, mettici un colore, mettici una carta da parati, oppure invece fammi sentire che è vera. E come me la fai sentire che è vera? Me la fai sentire perché è abitata dal tempo. Perché quando noi entriamo in un luogo, spesso magari ci colpisce, andiamo a casa di qualcuno e dice, sai, questa era la casa dei miei bisnonni, poi c'è una... E noi cosa avvertiamo spesso in quella casa? Avvertiamo che anche le pareti parlano. E io credo che nel cinema questo non sia impossibile, ma è chiaro che devi completamente immaginare un modo diverso di fare cinema da quello a cui il 99% dei registi ci abitua oggi. Però ci sono delle eccezioni, secondo me ci sono. Io non sono l'eccezione, ci sono delle eccezioni. Prima di me, Tarkovsky secondo me è l'esempio massimo. Però citavo Wim Wenders prima, che è il film che mi colpì, Paris, Texas. E Paris, Texas comunque è un film che ti porta in un altrove. Mi affascina sentirti parlare, ma soprattutto perché so che le tue parole sono accompagnate poi dai fatti e dalla visione, e quindi racconti le esperienze e porti nello schermo l'esperienza umana. Ecco, mi viene la voglia di leggere un tuo libro. L'hai già scritto oppure lo scriverai? Questa è una bella domanda, vedi che non è vero che non le sai fare le domande. No, non l'ho scritto e non so se lo scriverò. Bellissimo. Intanto cerco di fare film. Questo è il mio primo lungometraggio. Stiamo ultimando anche la post-produzione di un altro cortometraggio di animazione, quindi siamo in realtà su due lavori che non volendo si sono alla fine un po' accavallati e stiamo già pensando con altri registi in realtà a fare un lavoro collettivo sui giovani, sempre un documentario in questo caso, mentre il film di animazione invece è un cortometraggio di finzione che ho scritto io e diretto. Scrivere un libro non lo so, non escludo, ma nella vita non si può mai sapere. Ho iniziato anni fa a scrivere un romanzo e poi la vita mi ha portato altrove e il romanzo si è interrotto. Di articoli ne ho scritti tanti che potrebbero anche essere condensati, alcuni e rielaborati in un libro, ma non lo so se questo accadrà, non so neanche se è necessario, nel senso che gli articoli sono ancora lì, chi vuole se li va a leggere, insomma, se ha voglia e tempo. Alcuni sono più difficili, lo devo anche ammettere, anche da leggere, non tutti hanno lo stesso livello di difficoltà per il lettore, insomma alcuni sono magari un po' più impegnativi, altri invece possono essere letti anche con facilità in pochi minuti, però anche laddove io parlo di cose che possono sembrare diciamo quotidiane, io cerco sempre di mettere uno sguardo dall'alto, cioè ovvero le vicende dell'uomo non sono una successione di eventi senza significato. Probabilmente lo smarrimento dell'umanità presente nasce proprio dal fatto che non ha un senso, l'uomo non ha un senso, ma perché non lo cerca veramente un senso. Si dice chi cerca trova, cercate e troverete. Innanzitutto forse dovremmo metterci in cerca. Ecco. Bene, ecco, insegnami una cosa, Massimiliano. Chi è l'attore visto dal punto di vista di un regista? Beh, l'attore innanzitutto è un essere vivente a tutto tondo, non è qualcuno che deve stare lì a semplicemente mettere in scena, ripetere quello che sta scritto su un copione. La grandezza, secondo me, di un regista e degli attori e del loro rapporto
nasce anche dalla capacità di lasciarsi andare alle cose che possono capitare su un set. C'era un regista che lavorava con attori non professionisti che si chiamava Robert Bresson, e apparentemente sì, gli attori, lui aveva un metodo tutto suo, loro in realtà dovevano eseguire, tra virgolette, dei comandi molto precisi, ma lui diceva: io arrivo sul set che non so quello che farò. Sì, ho scritto un copione, certo, ma io non so esattamente quello che farò lì, che inquadratura farò e che cosa farò fare agli attori. Io accetto l'imprevisto. Questa è un'altra cosa a cui secondo me noi dovremmo tutti lavorare, perché questa è un'umanità che vuole controllare. Lo fa dal basso, ma perché lo fa dal basso? Anche perché dall'alto chi sta in alto, cioè chi ha il potere in qualche modo, vuole controllare. Noi siamo una società che sta diventando sempre di più una società del controllo e noi temiamo terribilmente l'imprevisto. Allora, secondo me nel rapporto regista-attore ci deve stare questo. L'attore deve essere quello che da una parte sa che c'è un copione, sa che ci sono delle battute, sa che c'è un regista che guida tutto, ma allo stesso tempo lui deve diventare un qualcosa che va oltre il suo essere e deve mettere un qualcosa in più. Ecco l'imprevisto, perché l'attore potrebbe aggiungere una battuta, potrebbe fare qualcosa che non sta scritto, però se lui è entrato perfettamente dentro l'universo che il regista sta cercando di creare col film, lui aggiungerà sempre, non toglierà mai. Ecco, io credo che l'attore sia questo, cioè colui che in qualche modo dà vita, ma perché veramente accetta il rischio di fare qualcosa che non sta scritto. Poi sarà il regista a dire: va bene, lo teniamo nel film, oppure no, la rifacciamo. Però è questo, e l'attore è un'altra cosa che ho già detto prima. L'attore ci dovrebbe aiutare a focalizzarci sul fatto che sono i dettagli che ci mostrano la vita. Anche su questo io credo che noi come umanità abbiamo molto da imparare, perché spesso e volentieri noi andiamo in cerca di grandi proclami, no? Persone che dicono cose, parlano di massimi sistemi, poi a volte banalmente ci perdiamo nelle cose piccole, non sappiamo mantenere la parola data, banalmente, oppure non notiamo che la reazione di quella persona ci dice tanto. Ecco, l'attore è quello che sa costruire un personaggio nei dettagli. Noi dovremmo imparare invece dai bravi attori e anche dai bravi registi che il personaggio si costruisce sui dettagli, non dalle ideologie. Il personaggio si costruisce da che intonazione ha in certe espressioni, se ha dei gesti abituali che caratterizzano la sua psicologia, se ha degli scatti e come ce li ha, e così via. E tutto questo crea una persona, ma perché in realtà è così nella vita. Cioè, se noi guardiamo gli altri, in realtà poi, ma lo facciamo, dovremmo farlo solo per poi guardare noi stessi, lo notiamo, cioè gli altri e noi stessi si identificano con quelle piccole cose. Quella persona di fronte a una mia espressione, come reagisce? Che tono ha quando dice certe cose? Appunto, sa mantenere la parola data o è uno che svicola e dà giustificazioni? E non serve parlare tanto di principi, magari di valori, di ideali, se poi nelle piccole cose dimostriamo il contrario. Ecco, il lavoro dell'attore ci dice: guardate che voi siete nei dettagli. Bellissimo. Io, Massimo, rimarrei qua come un bambino ad ascoltarti per ore, veramente, ma te lo dico con tutto il cuore questo. Ecco, siamo in chiusura.
Siamo in chiusura e vorrei, bontà tua, che tu ci parlassi della tua casa produttrice, la Fausania, che abbiamo visto all'inizio del teaser. Allora, Fausania Film è nata, diciamo, poco più di un anno fa, 1 anno e mezzo fa per la precisione, diciamo 1 anno fa nella realtà. Burocraticamente è nata 1 anno e mezzo fa, ma in realtà ha iniziato la sua attività 1 anno esatto fa. E Fausania è l'antico nome della zona di Olbia e si potrebbe intendere come la splendente, perché viene dal greco phos, insomma luce, e quindi ha un significato anche spirituale, oltre al fatto che essendo il cinema come la fotografia o l'arte legata anche alla luce, ci piaceva usare questo nome. È nata durante appunto quest'era di restrizioni, eccetera, eccetera, in cui io a un certo punto ho capito che quello che stava accadendo aveva un significato anche per me. Lavoravo nel mondo del cinema, ma forse mi sentivo già un po' un corpo estraneo e ho capito, e spero di non aver capito male, che era un segno che mi chiamava a avere il coraggio di finalmente tracciare la mia strada. E quindi è nata così Fausania Film insieme a mia moglie. Quindi è un'opera folle, doppiamente folle, perché è una casa di produzione familiare di questi tempi, insomma, no? È una scelta, noi pensiamo forse doppiamente coraggiosa, ma perché c'è un percorso familiare e quindi ci sembrava effettivamente la scelta inevitabile. Per dire chi siamo non possiamo non dire che siamo una famiglia e che portiamo avanti certi valori, o meglio, cerchiamo di portare avanti certi valori. Poi saranno anche gli altri a dire se effettivamente siamo coerenti o meno, sempre perché gli altri ci devono guardare dai dettagli e quindi ci rimettiamo al giudizio degli altri. Agli altri diciamo guardateci nelle piccole cose e diteci se siamo coerenti o meno. Era stata una scelta di fare un cinema, di provare a fare un cinema un po' diverso, con uno sguardo poetico, che non vuol dire assolutamente fare delle cose con un tono sentimentalistico, no? Uno sguardo poetico è quello a cui ho accennato prima, al fatto che c'è un oltre. Ok. Anche nel cinema, che sembra l'arte dell'immanenza, cioè io ti mostro quello che i nostri occhi vedono, no? Certo. Invece ti posso dire, guarda che anche il cinema riesce a raccontare l'invisibile. Si può. Perfetto. E io sento che Fausania Film vuole provare a fare questo e vorrebbe invitare anche altri collaboratori, artisti, eccetera, eccetera, a dire se anche voi sentite che in questo tempo forse c'è bisogno di proporre un'arte cinematografica con uno sguardo di questo tipo, lavoriamo assieme. Bene, io sento che c'è veramente il cuore in Fausania Film. Ecco, una domanda, perché io ho un'ignoranza in questo spaventosa, abissale. Dopo che si confeziona un film, ecco, come avviene poi la proiezione? Cioè, si iscrive ai concorsi? Come funziona? Ecco, se si può dire. Ecco, io non... Certo, questo non ha niente di segreto. Allora, ci sono due aspetti differenti. Per il cortometraggio di animazione, tra l'altro specifico per chi magari poi vuole curiosare, Certo. è un cortometraggio di animazione realizzato con la tecnica di stop motion, che non è quella del disegno né della grafica al computer, cioè si costruiscono dei mini set, cioè dei set in miniatura. Bellissimo. Con i personaggi, sono dei pupazzetti, e si animano, cioè si muovono, si scattano le foto, muovendoli fotogramma per fotogramma, poi in un programma si crea l'effetto di movimento. Un lavoro pauroso. Questo cortometraggio noi ci auguriamo ovviamente che giri il mondo per i festival. Ecco. Mentre il documentario Passi sul mare, già da, speriamo, fine di luglio, ci auguriamo che faccia un suo tour
di proiezioni. Lo dobbiamo dire con onestà, ma anche perché è nato così e quindi vogliamo essere anche coerenti con quello che era l'idea iniziale del film. Noi vorremmo cercare di fare proiezioni, prima di tutto, attraverso associazioni, gruppi, insomma, in luoghi che non siano le sale cinematografiche. Visto anche il tema trattato, è un po' delicata la questione. Poi siamo d'estate, le sale cinematografiche, insomma, non spesso chiudono, comunque ci sono le arene estive. Non escludiamo, chi lo sa, magari in autunno troveremo anche spazi in qualche sala, ma noi ci auguriamo già da fine luglio, iniziano dalla Sardegna, ma non solo in Sardegna, di portarlo in giro, ovviamente contando anche molto sulla buona volontà delle persone, cioè dei gruppi, associazioni, eccetera, eccetera, che vorranno organizzare proiezioni sul territorio. Aggiungo solo una cosa, non voglio rubarti altro tempo. Faremo sempre delle proiezioni a cui seguirà un dibattito, anche se è brutto questo termine, non mi piace molto, seguirà una chiacchierata, perché il tema del film, le storie trattate, ma anche la nostra idea di cinema e di che cosa sta succedendo nel mondo, dare una lettura, non possono essere, secondo noi, lasciate soltanto al documentario. Vorremmo sempre poi fare una chiacchierata con il pubblico, saremo presenti noi, ma dovunque possibile cercheremo di invitare anche altri nostri amici che hanno da raccontare, hanno da dire. Laddove sarà possibile inviteremo anche i protagonisti del film, perché magari non tutto ciò che loro hanno vissuto è entrato nel film, per cui magari qualcuno vorrà fargli altre domande, eccetera, eccetera. Quindi ecco, questo, vorremmo che le proiezioni diventassero una serata per stare assieme, e vedendo sì una piccola opera cinematografica, ma anche riflettere un po' sui tempi che viviamo, con riflessioni ed esperienze anche di altre persone, da un nostro amico che è un legale, ma non solo che è un legale, è anche un fine pensatore, anche riflessioni sulla scuola. Per esempio, prima abbiamo citato Giubbe Rosse, speriamo di invitare uno dei 2 fondatori di Giubbe Rosse, che è sardo e vive a Quartu. Bellissimo. Ed è un insegnante di greco e latino, e spero che venga, insomma, accetti il nostro invito di venire a qualche serata e parlare di scuola, di giovani e di sguardo sul futuro. Bellissimo, io ti ringrazio veramente tanto, mi ha fatto piacere conoscerti. Massimo Selis, sei un grande. Non è una sviolinata, no. Non vuole passare come sviolinata, ma è veramente voglio che passi questo messaggio, perché è veramente così, quindi ti seguiremo in tanti. Io gli ho proposto a Massimo, la facciamo online oppure la facciamo di persona, perché so che tu sei tantissimo impegnato, ma lui ha accettato l'invito di venire sin qui nel mio studio e insomma onorarmi della tua presenza. No, grazie a te, Maurizio, perché è stata veramente una bellissima intervista, e non è assolutamente vero che non sai fare le domande, anzi mi hai fatto tra le domande più belle che ho sentito, nel senso che di solito di cinema si parla spesso per cliché, nel senso, e tu mi hai fatto alcune domande tirando fuori forse quello che veramente secondo me era essenziale dire, quindi grazie a te. Amici del canale CM, da Massimo Selis e Maurizio Casa è tutto, ciao a tutti, ciao.